Ehi tifosi napoletani, se non volete perdervi nessuna notizia in prima persona di Azzurro, iscrivetevi subito a questo canale perché siamo sempre alla ricerca delle ultime notizie del Napoli e qui sarete sempre aggiornati su tutto. Enrico Fedele, ex direttore del Parma, attualmente opinionista, ai microfoni di Radio Marte, ha parlato del futuro di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Spalletti rinnoverà per un altro anno? Io, però, la penso diversamente. Per me un allenatore deve rimanere sulla panchina di una squadra per 2/3 anni. Io se fossi Spalletti andrei via. Quando si vince bisogna lasciare. Perché si può ritornare. Viceversa è difficile ritornare. Io la vedo così. Lascia già il tuo mi piace in questo video, perché è molto importante per non perderti le ultime notizie dal Napoli, che abbiamo pubblicato qui, grazie, Napoli-Lazio. Secondo me il centrocampo della Lazio è fortissimo per cui non tutte le squadre, per fermare il Napoli, potranno fare come ha fatto Sarri. Non tutti hanno Vessino, Milinkovic-Savic, Luis Alberto. Secondo me l'altra sera non sono state trovate le adeguate contromisure, i giocatori della Lazio non c'è dubbio che fisicamente stavano meglio di quelli del Napoli. Vista la difficoltà avrei voluto che ci fosse stato qualcosa di diverso. Non si può giocare solo in un modo. Ha concluso Fedele, ehi tifoso napoletano. Secondo te, mettetelo nei commenti, perché per Azzurro è molto importante. Restate sintonizzati, vi aggiorno in ogni momento con le ultime novità del Napoli. Ehi tifosi napoletani, se non volete perdervi nessuna notizia in prima persona di Azzurro, iscrivetevi subito a questo canale perché siamo sempre alla ricerca delle ultime notizie del Napoli e qui sarete sempre aggiornati su tutto. Enrico Fedele, ex direttore del Parma, attualmente